Quando cala la sera, non tutti si fermano a riposare. In una piccola casetta di legno semi-nascosta dalla macchia mediterranea, due artigiani molto particolari continuano a lavorare. Francesco e Ivan portano avanti una delle più antiche tradizioni sarde, la costruzione dei coltelli, un lavoro di precisione. Questa è una delle lavorazioni sarde più conosciuta e ricercata dai collezionisti di tutto il mondo. I materiali utilizzati per i manici sono quelli reperibili in queste zone. Generalmente si usano corna di montone, ma anche di muflone. La lama viene forgiata come un tempo, utilizzando le alte temperature dei carboni ardenti. Una lavorazione molto lunga e laboriosa. Una volta preparato il manico, bisogna lavorare sulla chiusura della lama. Anche questa è una fase che differenzia i maestri sardi dagli altri. Il lavoro ultimato risulta bello da vedere, ma soprattutto di facile utilizzo, perché un bel coltello deve anche essere usato, altrimenti sarebbe un soprammobile inutile.